Cari amici della Tenda TV, siamo a Meschio, siamo in piazza Meschio e siamo qui con Giambattista Pin. Perché quest'anno c'è una grossa novità. Dopo che già lo scorso anno, dopo tanti anni in cui la piazza non era a disposizione della comunità, già lo scorso anno un albero era arrivato e qualche iniziativa era stata organizzata. Quest'anno in piazza Meschio trovano posto anche delle casette e un ricco programma di iniziative per il Natale 2019. Allora, signor Giambattista, ci racconti un po' com'è nata intanto questa iniziativa, perché avete detto anche piazza Meschio deve avere le sue iniziative per Natale. L'ha già anticipato lei. L'anno scorso abbiamo avuto la nuova piazza e assieme al gruppo delle nostre bravissime donne che con tanta cura, tanta passione, tanta dedizione lavorano per creare il mercatino che vedete qui accanto, abbiamo deciso, tutto il gruppo, i vari animatori, i musicisti, il coro, tutte le componenti parrocchiali, abbiamo deciso di fare qualcosa per animare questa piazza. Eravamo un po' decisi, ovviamente, perché risorse noi non ne abbiamo. Ci è venuto incontro l'amministrazione comunale che molto gentilmente ci ha detto: vi diamo una mano. A noi non pareva vero e abbiamo deciso, quindi partiamo, proviamo, e abbiamo cercato di organizzare queste casette per cercare di portare la gente in piazza e dare anche un po' la testimonianza del nostro lavoro per la nostra parrocchia e di quello che siamo come comunità. Quindi lo scopo è quello sempre di migliorare e intanto abbiamo fatto questo primo passo e speriamo che in futuro sia migliore sicuramente. Noi vi stiamo parlando al termine quasi del primo weekend di iniziative. Ci sono le casette che sono un elemento importante, ma ci sono anche tanti appuntamenti, tanti eventi di tipo anche musicale che stanno allietando il Natale di Meschio. Certo, ieri abbiamo avuto 2 band e precedentemente alle 15 il coro della scuola Pascoli. Il prossimo weekend, sabato, ci sarà un DJ e poi domenica c'è l'arrivo di Babbo Natale con i giochi poi nella piazza, animati dal gruppo giovani, dal gruppo dei ragazzi che è molto attivo, è molto efficiente, per poi arrivare al 25 di dicembre con il presepio vivente e come contorno avremo sempre una casetta di supporto per il ristoro. Quindi un bel programma, per noi è stato un bello sforzo, sarà poco agli occhi degli estranei, ma per noi è già tanto. Sappiamo, far vivere le piazze al giorno d'oggi è un obiettivo e anche una sfida, e riuscire a portare intanto gli amici della parrocchia ma anche i cittadini, i vittoriesi proprio in piazza per vivere questo bello spazio che, ricordiamo, per molti, forse troppi anni, è stato un po' sottratto alla comunità, no? Purtroppo è così, purtroppo. Circa 9 anni abbiamo dovuto sopportare quello che c'era. E dall'anno scorso, già l'anno scorso noi volevamo creare qualcosa dopo il 2 di dicembre l'inaugurazione, ma non c'erano i presupposti, era troppo presto. Da quest'anno abbiamo deciso di iniziare questo nuovo percorso che porterà in primavera, probabilmente, sì, ci saranno anche qua dei presupposti concreti, a fare qualcosa per la nostra patrona, la Madonna Divina Provvidenza, e poi successivamente il prossimo Natale. A noi non resta che augurare buon lavoro a questo gruppo, ovviamente, di volontari. Abbiamo detto ci sono gli animatori, quindi ci sono i più piccoli, ci sono anche quelli con qualche anno in più che rendono possibile, grazie ovviamente alla collaborazione anche di tante altre realtà del territorio e dell'amministrazione comunale, come ci veniva ricordato, tutti quanti concorrono per far vivere anche questa nuova iniziativa qui a Meschio. Ai nostri telespettatori l'augurio di un buon Natale. Facciamo anche noi un augurio sicuramente, e grazie a voi ovviamente. E quindi l'invito è quello di venire proprio qui in piazza Meschio a trascorrere qualche ora in serenità e in compagnia.